Una giornata intensa quella di ieri per il presidente della regione Renato Schifani, preso dalle varie emergenze che stanno purtroppo interessando la nostra isola. Il primo quello riguardante l'aeroporto di Catania Fontana Rossa, che a seguito di un incendio avvenuto giorni addietro ha bloccato l'agibilità dello stesso scalo aeroportuale con i voli dirottati tra Comiso e Trapani. Schifani ha annunciato che da oggi aumenteranno i voli e si tornerà alla piena operatività la prossima settimana. Ottimo coordinamento con il Ministro Salvini che sta seguendo assieme a me da vicino la vicenda. Vi sono delle previsioni ottimistiche di ripresa, come ha detto l'amministratore delegato alla SAC. Vi è un confronto collaborativo istituzionale tra la Presidenza della Regione Sicilia e il Governo Meloni che brilla sicuramente per quella che è l'attenzione che continua ad avere sempre nei confronti della mia regione. Da oggi mi auguro che l'ENAC ci consenta di portarli da 4 a 5 movimenti per ora, quindi 5 arrivi e 5 partenze. Nel frattempo stiamo continuando a fare la bonifica del Terminal A, siamo stati oggi a fare un sopralluogo al seguito del quale col Presidente Schifani e col Sindaco abbiamo poi fatto un collegamento col Ministro Salvini e col Presidente nazionale dell'ENAC, al quale abbiamo comunicato anche ulteriori lavori col Comandante Sigonella, per cui si farà un piccolo ma importante terminal con una tensostruttura molto grande che consentirà di aumentare ancora il numero dei voli per ora attraverso una struttura che sarà montata entro domenica e che quindi dopo un paio di giorni sarà operativa, perché montata questa tensostruttura dall'aeronautica militare noi si possa mettere dentro i radiogeni e tutti quegli apparecchi per farne un terminal. Nel frattempo si sta procedendo alla bonifica del Terminal A. La ditta più importante che ci sta lavorando, che è Belfor, ci ha detto che entro la fine del mese di luglio o i primi 2 giorni, per essere precisi, del mese di agosto, ce lo dovrebbero riconsegnare completamente bonificato. Questo significa che una volta consegnatoci il terminal si dovranno ottenere quelle necessarie certificazioni, che ovviamente non sono nostre ma che ci dovranno dare per l'area, per tutta una serie di altre cose, e per le quali contiamo di non perdere un secondo per poi tornare a essere totalmente operativi anche nel Terminal A. Dall'altro l'emergenza incendi a Palermo, una situazione, afferma Schifani, senza precedenti, perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari in quanti hanno e stanno creando un danno immenso, annunciando che sta attenzionando l'emergenza, assicurando ai cittadini che il coordinamento degli interventi funziona. La situazione è sicuramente delicata, senza precedenti, perché le altissime temperature unite ai soliti incendiari delinquenti hanno creato e stanno creando un danno elevato, ma per fortuna non registriamo vittime se non nella donna anziana di San Martino. Seguo momento per momento la vicenda, l'ho seguita tutta la notte, rientrerò verso l'ora di pranzo e mi occuperò anche della collocazione degli evacuati, perché questa notte sono state costrette molte famiglie ad andare via. C'è un coordinamento che funziona, naturalmente sono fatti imprevedibili ed imprevisti, perché ormai l'ecosistema è cambiato. Come assistiamo alle bombe d'acqua d'inverno, adesso assistiamo a questi climi che sono veramente pericolosi per l'incolumità di uomini, donne e cose. Un fatto del genere credo che non abbia precedenti, non registro in passato un tipo di caldo così elevato, ma non lo dico io, lo dicono gli osservatori. È evidente che questa è una conferma del cambiamento dell'ecosistema, sia invernale che purtroppo anche estivo. Ci dovremo adeguare e organizzare. Per l'inverno già ci stiamo pensando col progetto che desidero mettere in campo sulla pulizia straordinaria di tutti i fiumi. Su questo aspetto estivo dovremo verificare quali contromisure adottare.